Questa interrogazione ha peraltro i medesimi contenuti dell'interrogazione successiva, il consigliere Marini, che non vedo in aula, ma quindi anticipo. Va bene, quindi Non allora, volevo fare nessun tipo di allora lezione. facciamo unica Volevo risposta soltanto, sì. e consegneremo al collega Marini la risposta scritta. Direi di sì, perché sia l'interrogazione quanto la risposta avevano veramente i medesimi contenuti. Allora, pregiatissima consigliere, in merito all'interrogazione in oggetto si precisa che ARPA Friuli Venezia Giulia già nel gennaio del 2015 aveva richiesto ufficialmente ad ISPRA chiarimenti in merito all'adeguatezza della struttura ed informazioni specifiche direttamente derivanti dall'attività internazionale della stessa ISPRA e dall'accordo bilaterale in atto dal 2010 tra l'Istituto, quale autorità nazionale di regolamentazione competente in materia, e la SNSA, cioè Slovenia Nuclear Safety Administration, analoga organizzazione slovena, ed entrambe partecipanti come autorità nazionali in materia di sicurezza nucleare all'Agenzia Europea per la Sicurezza Nucleare. Dal 2010, tra l'altro, tra le agenzie vige un accordo riguardante le tematiche di sicurezza nucleare e lo scambio di informazioni in caso di situazioni di emergenza. Dalla risposta ottenuta da ISPRA emerge che la centrale è stata costituita sulla base delle normative e degli standard statunitensi e che nel corso degli anni sono stati attuati in più occasioni miglioramenti dell'impianto, secondo gli avanzamenti tecnologici e le prassi derivanti dagli enti di controllo per la sicurezza nucleare. La Slovenia ha ratificato da anni la Convenzione sulla sicurezza nucleare e recepito nella legislazione della direttiva Euratom, che stabilisce un quadro comunitario sulla sicurezza delle installazioni nucleari. Nel 1994 fu condotta la prima revisione periodica sulla sicurezza dell'impianto, aggiornata poi ogni 10 anni. Nel 2012, prima centrale in Europa, si è provveduto all'installazione di un sistema di filtri quale dispositivo passivo che non richiede l'intervento di un operatore ed è in grado di funzionare senza alcun tipo di alimentazione, capace di trattenere fino al 99% dei radionuclidi eventualmente fuoriusciti in caso di incidente al nocciolo del reattore. Per quanto riguarda il rischio sismico, ISPRA ha evidenziato che le revisioni hanno portato alla rivalutazione successiva dei parametri di riferimento per la caratterizzazione sismica, in particolare del valore di PGA, Peak Ground Acceleration, aggiornato a 0,65 G. Su tale base sono stati effettuati interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza sismica dell'impianto di Krsko. A seguito dell'invito del Consiglio dell'Unione Europea agli Stati membri a svolgere una revisione di sicurezza straordinaria, stress test, dei propri impianti dopo l'incidente di Fukushima occorso nel 2011, è emerso che nell'ambito delle valutazioni effettuate nella prima fase dello stress test, la centrale di Krsko può far fronte al nuovo valore della sollecitazione sismica pari a 0,6. Negli ultimi 2 anni sono stati svolti ulteriori studi sulle caratteristiche sismiche e geologiche dell'area che, secondo le autorità slovene, hanno confermato le conclusioni già raggiunte nel 2004. Ulteriori studi sono programmati per i prossimi 2 anni, alla conclusione dei quali sarà considerato un eventuale aggiornamento dei parametri di caratterizzazione del rischio sismico. Va infine rilevato che le valutazioni di rischio sismico e dei conseguenti adeguamenti dell'impianto sono parte essenziale del Piano Nazionale d'Azione, Plan Sloveno, che prevede una serie di modifiche molto significative, in parte già attuate e per la parte restante da attuare nel 2018. Per quanto riguarda ARPA Friuli Venezia Giulia, si evidenzia che nel corso del 2015 e 2016 sono state intraprese numerose attività, utilizzando tutte le informazioni possibili allo scopo di ottimizzare il proprio sistema di monitoraggio della radioattività ambientale, anche con riferimento ad un eventuale incidente alla centrale di Krsko. Tra questi, nei primi mesi del 2015 si evidenzia una visita dei tecnici del Centro regionale per la radioprotezione ai laboratori dello Josef Stefan Institute di Lubiana, responsabile del controllo della radioattività ambientale in Slovenia. In seguito, nel marzo del 2016, gli stessi tecnici del Centro regionale per la radioprotezione hanno partecipato ad un'esercitazione internazionale con la partecipazione di Italia, Slovenia, Austria, Croazia ed Ungheria, che aveva come scenario un incidente occorso alla centrale nucleare di Krsko. Nell'ottobre del 2016 è stato effettuato a Trieste un incontro di lavoro nell'ambito dell'accordo bilaterale esistente tra le autorità di sicurezza nucleare italiana e Slovenia, con la partecipazione, sottolineo perché è importante, per la prima volta in assoluto anche della nostra ARPA Friuli Venezia Giulia, nel corso del quale sono stati presi accordi per la partecipazione dell'Italia alle esercitazioni che vengono organizzate nell'ambito dei programmi di sicurezza nucleare relativi alle centrali.
In particolare è stato stabilito un regolare calendario di incontri, il cui scopo è il costante aggiornamento sugli avanzamenti nei sistemi di sicurezza e radioprotezione sia italiani che sloveni e il confronto per la più ottimale gestione degli stessi. ARPA Friuli Venezia Giulia continuerà a partecipare agli incontri, così come alle esercitazioni che verranno programmate sia a livello internazionale che italiano-sloveno. Nello scorso ottobre, infine, ricordo che ARPA Friuli Venezia Giulia ha collaborato con l'Associazione Italiana di Radioprotezione per l'organizzazione di un convegno scientifico internazionale dal titolo Emergenze ed incidenti radiologici, scenari ambientali, sanitari ed industriali. Ha partecipato ad un incontro pubblico presso il Centro Culturale Veritas a Trieste, dal titolo La radioprotezione in Italia in Friuli Venezia Giulia, alla centrale di Kirsko, e ha inoltre organizzato un convegno pubblico a Trieste dal titolo La gestione dell'emergenza radiologica a Trieste ed in Friuli Venezia Giulia, durante il quale sono stati affrontati nel dettaglio, tra gli altri, i temi relativi alla sicurezza della centrale di Kirsko, al controllo della radioattività ambientale e ai piani di emergenza in caso di incidente all'impianto stesso, oltre ai temi legati ad altri tipi di emergenze radiologiche. Le presentazioni dei relatori intervenuti sono disponibili sul sito web dell'ARPA. Bene, grazie. Diamo quindi per evasa anche l'interrogazione 821. Andiamo quindi all'interrogazione 832. Frattolin, prego Assessore. Ah no, scusi, è vero. No, perché non c'era Marini, abbiamo detto. Dal Zovo la replica, prego. Sì, no. Tocca a lei. Sì. No, non toccherà a Marini, ma almeno io. Vabbè, io ringrazio l'assessore Vito per la relazione completa, insomma, che ci ha dato, anche se comunque la nostra interrogazione poneva dei quesiti ben precisi in merito a degli studi fatti da ricercatori che avevano partecipato a delle audizioni al Senato, quindi ringrazio l'assessore, speriamo comunque che al di là delle esercitazioni e tutto non ci sia mai bisogno di dover mettere in pratica quello che no? Grazie.